Sono stati i cittadini a chiamare la centrale operativa della polizia locale di Treviso. Una baby gang composta da una decina di ragazzini continuava a creare problemi e disagi. Il blitz è scattato dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti e aver verificato quanto stava accadendo nei giardinetti di Via Francia e nel parco urbano di San Paolo. I giovanissimi sono stati fermati proprio mentre stavano danneggiando alcune attrezzature. I piccoli vandali rischiano la denuncia e sono a rischio di una sanzione amministrativa. Fondamentale sono state le informazioni dei cittadini agli agenti. Questa è una grande sinergia tra comando e residenti, per cui il comando dà seguito a tutte quelle segnalazioni che pervengono e per dare riscontro anche a quelle che sono le criticità segnalate dagli stessi residenti, che invitiamo a segnalare qualsiasi tipo di situazione da approfondire al comando di polizia locale tramite la centrale operativa. Si tratta di un intervento che rientra nell'operazione ad alto impatto che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Si chiamano azioni ad alto impatto proprio per il numero di personale utilizzato e il tipo di equipaggiamenti. Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto Sicurezza Treviso 2024 hanno preso avvio in questi giorni, soprattutto durante le sere, i vari servizi per garantire la sicurezza urbana su tutto il territorio comunale, in modo particolare nei quartieri e ovunque i cittadini abbiano segnalato situazioni da approfondire e da verificare. È importante, spiega il comandante Andrea Gallo, far pesare la nostra presenza muovendo un discreto numero di mezzi agenti. Nell'ultimo caso sono stati 10 gli agenti impegnati sul campo. Noi continueremo a prendere tutte le segnalazioni dei cittadini e faremo operazioni di questo tipo almeno una volta alla settimana, se non di più, se dovesse essere necessario.